Siamo pronti, cerchiamo di fare in fretta prima di prendere, anche se tu hai, diciamo, sul palco c'è qualcosa che scalda più di una stufetta, un bellissimo Purtroppo amplificatore, non è il mio corpo, però. anche se, esatto, adesso lo sveleremo. Allora, signore e signori, siamo pronti per presentare l'ultimo ospite di questa sera. È un piacere avere qui, diciamo, un uomo con una chitarra elettrica e un amplificatore. Un applauso per Andrea Millet. Allora Andrea, Buonasera. benvenuto, benvenuto. Adesso, Grazie. esatto, c'è quest'asta che dobbiamo, adesso te la stringiamo un po' di più perché sennò gli altri mica sono un po' su. Allora, intanto benvenuto. Stasera Grazie credo mille. che sia un po' un battesimo, diciamo, non tanto per Sì, te, ma per questo sì, meraviglioso io strumento che ci quel stai momento portando. l'ho superato un po' di tempo fa, il momento del battesimo l'ho superato un po' di tempo Quello fa. lì tuo, diciamo, è passato un po' di tempo Abbastanza. fa. Però questa sera ci viene a presentare, diciamo, dei tuoi brani Sì, armato soltanto di chitarra e voce praticamente, sì, come si faceva. come quasi sempre, insomma. Come nascono Come praticamente? nascono, sì. Come nascono? Come So che stai nascono. registrando un album, che sta per uscire un tuo EP, chissà lì come li vestirai poi, diciamo, come li stai vestendo. Sì, sto arrangiando in trio e due pezzi in quintetto. Attenzione, Eh, roba seria, già quando dici trio e quintetto, ero già musicisti, sì, gli cose. altri, Gli io altri, no. vabbè, quelli tu scrivi Io scrivo e gli e gli altri altri devono poi cercano di suonare, rendermi meno, meno suonare bene. ridicoli. Allora, senti, con quale brano vuoi inaugurare questa tua partecipazione qui a Salotto in questa Piazza Vittorio? Eh, Inauguro la mia partecipazione qui con un brano che non ci sarà nel disco, quindi si parte alla grande, però è un brano a cui sono molto legato, è il mio brano da ufficio perché per scriverlo ci ho messo solo 8 ore filate, è stato. È stato un filotto, come si sei Sì. rimasto ispirato in 8 ore. No, perché ispirato dovevo finirla e quindi cioè, sono dovuto rimanere concentrato e credo siano state le 8 ore più lunghe della mia vita perché non Avevi credo di una essere mai scadenza. stato concentrato per 8 ore di fila, quindi è stato abbastanza traumatico. Però, quindi anche per questo, anche se non dovesse piacermi più un giorno, la porterò in giro lo stesso Per perché. ricordarti della fatica che ti è Sì, costata. esattamente, Eh, esattamente. vabbè. E quindi si chiama Un altro modo per dirsi addio e parla semplicemente di due persone che per causa di forza maggiore si trovano a doversi salutare e quindi un altro modo per dirsi addio. È un altro modo anche per presentarvi Andrea Millet, signori e signori, un altro modo per dirsi addio. Goodbye, goodbye, amore mio. Al salutarti soffro anch'io, ma non c'è modo di restare qui, qui dove un sogno costa incubi, ma lo so che ovunque andrò, negli occhi di ogni mia conquista ti troverò, ma non c'è un altro modo per dirsi addio. Siamo angeli a metà, dove Dio quando manca tutta la felicità, dove il cielo, se in questi giorni di pioggia non ci sei, ti giuro che se potessi resterei, ma non sono più sicuro che la vita sia libertà. Arrivederci bimba mia, vorrei trovare un'altra via. Cos'è la vita se non c'ho te? Se avesse un senso resterei qui così, ma sì, lo so che ti amerò.
Siamo angeli dove il cielo, se in questi giorni di pioggia non ci sei, ti giuro che se potessi resterai, ma non sono più sicuro che la vita sia libertà. E ti chiamerei come se tu fossi qui accanto a me. Non griderai perché so che se chiudo gli occhi ti penserò, ma non c'è un altro modo per dirsi addio. Siamo angeli a metà, dove Dio conta manca tutta la felicità, dove il cielo, se in questi giorni di pioggia non ci sei, ti giuro che se potessi resterei, ma non sono più sicuro che la vita sia libertà. Non sono più sicuro che la vita sia Andrea Millet qui al salotto hai creato subito un'atmosfera, diamo anche quei fischi un po' anni 50, diciamo, hai creato subito un'atmosfera molto particolare e credo che, come dire, una piazza comunque così, adesso noi diciamo per caso, però ti è capitato magari raramente, magari hai fatto diversi pacchi, diverse cose, ma questa è una situazione che effettivamente poi con questo tuo accompagnamento diventa quasi magica. E io così, in maniera un po' sfacciata ti chiedo, ti trovi bene con questa chitarra nuova? Sei contento di questa nuova entrata in famiglia? Io ho il computer rovinato perché ho passato gli ultimi mesi a guardare demo e a sbavare e quindi ho tutta la tastiera appiccicosa adesso e quindi finalmente dopo mesi l'ho presa. Sei riuscito a prendere questa chitarra qua? Posso mettere i soldi da parte per comprare un panno adatto a pulire. Per pulire tutto questo casino. E vabbè, e si sa che ogni tanto uno, come dire, si fissa su qualcosa fino a quando non lo ottiene. Adesso non so se la prossima canzone parla di fissazioni, ma credo che sicuramente sarà una delle canzoni presenti nel tuo prossimo lavoro a questo punto. Nelle prossime tre decisamente. Le prossime tre fanno parte di un trittico, è un trittico che parla d'amore, sono tre modi estremamente diversi di vedere l'amore, incarnati in tre donne diverse, tutte e tre esistenti almeno, no, due in realtà, l'altra è esistita in forma solo letteraria. La prima si chiama Maria Celeste, rappresenta l'amore ideale, l'amore idealizzato, che probabilmente nessuno di noi avrà mai, ma che tutti noi sogniamo, forse più per sfoggiarlo che non per goderne, no? È l'amore che è perfetto e che è scevro da difetti. La storia è che io su Instagram seguivo una ragazza, si chiamava Maria, cioè si chiama, non è mica morta, si chiama Maria Celeste ed era talmente bella, io non l'ho mai conosciuta questa persona, mai vista neanche dal vivo, solo in foto, ed era talmente bella che io l'ho idealizzata e le ho dato questa forma aurea, no? Però magari una persona orribile, però insomma. No, ma che c'è? Però voglio dire, tu non l'hai mai vista? Mai. No, anche a me succede, poi il problema quando ti vedi. L'amore ideale, L'amore ideale, vabbè, tutti. Quindi questa, diciamo, io ho preso poi coi conti, questa è la prima, questa è Maria Celeste, se non ho capito male, che tu mi hai quasi ipnotizzato. Allora a questo punto partiamo con un trittico di cui, diciamo, la prima parte è quella più, diciamo, eterea, Maria Celeste.
Spiegalo a tutte le altre donne cosa sei, le corte del paradiso, le citazioni di un sorriso. Dimmi perché sei il punto di ogni lieto fine. Bella come se fossi all'inizio di un confine. E poi finisco in un oblio e mi congelo nel tuo blu. Porti l'inverno sul tuo viso tu, hai l'infinito dentro gli occhi. E se la vita fosse un'isola, saresti il mare che vedrei. Dovessi dare senso a un'utopia, la tua esistenza ad esempio prenderei. E poi finisco in un oblio e mi congelo nel tuo blu. Porti l'inverno sul tuo viso tu, hai l'infinito dentro gli occhi. Andrea Millet, veramente un'atmosfera magica. Adesso io stavo cercando di seguire anche così tutto il giro dei bassi, questa sinuosità che in qualche modo anche nella musica giustamente uno può ascoltare o leggere, dipende poi da che tipo di sensazione vuole cogliere. Allora abbiamo detto che era un trittico, però adesso mi sa che quell'amore è un po' così, un po' insomma, un po' mezzo piccante, non esageratamente piccante, adesso non vorrei Quello passato? no, quello che verrà, Quello quello che che verrà, verrà, sì, quello che verrà. Andiamo verso il sicuramente, piccante. sì. Siamo partiti, diciamo, mi sa che andiamo verso il piccante, ma magari mi sbaglio. Qual è Sì. il secondo, diciamo, Il episodio secondo- di questo La trittico? seconda figura si chiama Rachele. Rachele. Lei è una persona che esiste realmente, ma che cioè, ho conosciuto grazie a Netflix, mettiamola così. Nel senso che la Rachele originale si chiama Raquel Pacheco e è una ragazza che agli inizi del 2000 aveva circa 16-17 anni. Per cercare la sua indipendenza scappa di casa e va in strada, quindi si prostituisce per, per vivere, per avere un'indipendenza economica. Trova lavoro in un bordello, ma è talmente bella che ruba tutti i clienti alle colleghe. Ha un'intuizione geniale sotto certi punti di vista, contestualizzando il tutto all'epoca, perché apre un blog. Apre un blog all'interno del quale racconta le sue esperienze. I primi anni 2000, quindi siamo alle esplosioni dei primi blog di internet. Sì. Questo blog diventa seguitissimo e lei diventa famosa Come blogger, diciamo. come blogger, la prima influencer. Ma diventa talmente famosa e lei diventa talmente consapevole di questo che si emancipa e diventa una prostituta d'alto bordo. Ha 20 anni, ma soldi, fama e successo a 20 anni facilmente sono ingestibili e quindi si trova di nuovo per strada in seguito a dipendenze, vizi, droga, alcol. Chiaro. E letteralmente vive un periodo disastroso della sua vita finché uno dei suoi primi clienti al bordello, innamoratosi di lei fin dalla prima volta in cui lui andò come cliente, la salva e la sposa e adesso hanno un figlio e la salva veramente dalla sua vita. Grazie a lui Sì, lei una storia. smette di fare
la sua vita da meretrice. Diciamo, E- una storia a tutta- spirale, diciamo, in qualche modo, Sì, circolare, sì, ma sì, che sì, poi in realtà e su Netflix c'è il film dedicato a lei. c'è anche il film. Una frase del film è l'inizio del ritornello, insomma, quindi parte tutto dall'incipit Di questa storia film. di questo film e in qualche modo tu ce la racconti in questo brano che si intitola appunto Rachele. Tu che vendi il cielo, i suoi universi, falsificando amore e sentimenti, che lo fai toccare a piene mani, custodendolo tra i denti, tu che non fai mai rumore, mentre chiusa in una stanza costruisci il nostro mondo tra i segmenti dei miei inganni. Questa volta sto guardando mentre fumi alla finestra. Questa ora non mi basta, passa in fretta tra i miei occhi. Non è facile dormire col chiodo fisso e arrugginito di chi ama per davvero, che anche oggi lo ha tradito. Non sai che ho uno scheletro nascosto nel mio armadio a doppio fondo, un segreto che è nascosto nel tuo seno e che respiro nel tuo letto. Non basta una vita ben vissuta per amarti veramente. Tu che piano mi addormenti e mi divori lentamente. Questa volta sto guardando mentre fumi alla finestra. Questa ora non mi basta, passa in fretta tra i miei occhi. Non è facile dormire, ma chiedo fisso e arrugginito di chi ama per davvero, che anche oggi lo ha tradito. Prossimi davvero, almeno questa volta, tradisci il tuo principio e abbandonati all'istinto. So che sempre di nascosto, mentre chiudo gli occhi e vivo, apri i tuoi e ti sorprendi col tuo cuore sopra il mio. Questa volta sto a guardarti mentre fumi alla finestra. Questa ora non mi basta, passa in fretta tra i miei occhi. Non è facile dormire, ma chiedo fisso e arrugginito di chi ama per davvero, che anche oggi lo ha tradito. Andrea Millet, diciamo che ogni canzone è già un disco praticamente, ci sono talmente tante diciamo, situazioni e anche dettagli, anche in questa versione estremamente, come dire, spoglia, perché ti stiamo ascoltando soltanto chitarra e voce. Allora però giustamente salutiamo e chiudiamo anche questo trittico con l'ultimo episodio di questi, insomma, l'ho detto prima, questo trittico appunto che ci proponi questa sera, che dovrebbe far parte di questo tuo prossimo lavoro, no? Sì, Se non ho capito esatto, male. sì. Che si intitolerà? Hai già un titolo? No, Anche no, tu, vedi? assolutamente Adesso no. magari stasera ci viene anche questo titolo qua. Hai però qualche idea, No, no? decisamente no.
Ah, sei ancora proprio in fase Sono aperta, proprio diciamo, open. indietrissimo Vabbè, dal punto poi di sai che vista. quelle cose arrivano all'improvviso, poi Sì, non è che... sì, sì. Però va bene, non ti volevo interrompere. L'ultimo capitolo, diciamo, è come si chiama, Si l'ultimo chiama episodio? Ofelia. Ofelia, un nome... Ehm, Ofelia rappresenta l'esatta via di mezzo che c'è tra l'ideale e, e il distopico, no? Soggettivamente parlando. E rappresenta l'amore reale, l'amore di tutti i giorni. Ofelia è la mia figura di Ofelia è tratta dal quadro di John Everett Millay, ehm, preraffaellita, che ritrassa a sua volta l'Ofelia dell'Amleto di Shakespeare, la quale in seguito alla sua follia decide di buttarsi nel fiume, cioè non sapendo nuotare, e di porre fine alla sua esistenza così. Quello che mi ha sempre colpito di questo dipinto, di questa figura letteraria, sta nel fatto che Ofelia, conscia della sua prossima non esistenza, continui a cantare. Quindi questo per me rappresenta un po' l'amore reale, quindi qualsiasi tipo di relazione, ma anche la vita. Quindi alla fine noi tutti sappiamo che siamo destinati al macrocosmo, no? Però Cioè, se sappiamo nel, che dobbiamo morire, diciamo, che ce lo dimentichiamo, però se nel, se tradotto, diciamo. se nel percorso che intraprendiamo per arrivare alla fine, però ci ricordiamo di cantare, le cose insomma potrebbero assumere una piega vagamente meno pesante, anche se pur cantando non canto spesso nella vita reale. No, però diciamo c'è Non è anche facile a cantare. proposito di adagio, c'è quel vecchio adagio popolare, canta che ti passa, che comunque in questo caso diciamo possiamo in qualche modo coniugarlo, quanto tu ci hai appena così in maniera estremamente personale, anche devo dire molto come dire, sentita, raccontato questa tua visione che ti ha permesso di arrivare a questo Felia. Signori e signori, Andrea Millet qui al salotto. Respiro ancora profumo dei tuoi occhi tu, corpo di sabbia e sole, tramonti umani tu nudo, una distesa blu, e i tuoi capelli di sale, rendimi barca e mi portami, un marinaio inesperto si fa trascinare. Naufragherò con te, mare, ti affido tutto quello che la terra non ha saputo farmi trattenere e che il suo vento ha spazzato via. Ti affido nostalgia, amore, prenditi tutto quello che ti spetta, non ho mai avuto niente come te, anche se amarti sembra complicato, Ofelia dimmi lei. Sul filo della tua testa il giorno se ne va, con le onde nel tuo respiro, riflessi chiaro di luna, l'acqua scroscia se muovi le gambe nel letto, rendimi barca e poi portami, un marinaio inesperto si fa trascinare, naufragherò con te, mare, ti affido tutto quello che la terra non ha saputo farmi trattenere e che il suo vento ha spazzato via. Ti affido nostalgia, amore, prenditi tutto quello che ti spetta, non ho mai avuto niente come te.
Grandissimo, grandissimo, grazie, grazie, grazie mille, veramente. Grazie a Andrea voi. Millet, un applauso meritatissimo e anche una Grazie bella a voi. maniera di chiudere questo salotto al quale hanno partecipato e ringraziamo chiaramente tantissimo anche Sao Miguel, anche senza le figi, facciamogli un grande applauso, e anche i Big River, thank you very much, che arrivavano da Bologna. Alla parte tecnica Sergio Olivato e Danilo Samà, che ci segue sempre da Bruxelles. Vi ringraziamo per essere intervenuti questa sera, grazie mille al Lab, ascoltateci su Radio Reporter Torino 99.9 da domani sera alle 23. Per quanto riguarda il salotto di questa sera è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo lunedì. Sigla, bye bye.